Paolo. Qua tocca spogliarsi qua. Rimanda sta merda che se stava a spogliarsi io, grazie. Allora, aspetta un attimo. Siccome abbiamo saputo che avete delle forze dell'ordine abbastanza repressive che vi carcerano per 2 canne, e a noi sta cosa ci va veramente rade al cazzo, perché è tutto lo stesso anello. Vi carcerano per 2 canne e loro ci campano con noi dentro al carcere, ci campano perché ci devono venire a chiappare quando noi se stiamo a fare solo 2 cazzo di canne. E vabbè, sta merda è uno schifo. Mi raccomando, continuate a votare le stesse persone e cambierà molto st'Italia. Sblocca la serratura e senti e urla passeggio, è l'unico momento che vedi il colore del cielo a tuo braccio. Dicono hai imparato la lezione, è fuori discussione, sto ancora imparandola. Ogni mattina è la sveglia una carandola. Chi è il prossimo partente? Finisce nessun concorrente eliminato, e il fatto umano conosce il mittente, fanno la destinazione da detenzione, e più ti stai sul cazzo più ti sparano il culo. E quando senti cazzo, a quello l'hanno mannata uno lulu. Immagina a me lì dentro, 6 euro a tizzo un pacchetto di sigarette, se le potevo scommettere tutte al tavolo. Nel calcolo di probabilità sto un mostro, così la prossima perquisizione è sul piano vostro. Non hanno mai trovato un cazzo per il piano nostro. Santini da poker, droga di Harry Potter, sono graduato da Big Blaster al potammer e sul droga. Solo per vedermi tutto questo, con una goccia di terapia in più l'hanno già incollata a letto. Volevo scendere più basso, ancora più basso, basso, mo che succede adesso? Circondato sottoterra, cella di sicurezza, senza camera accesa, sicurezza, ma quale sicurezza? Io sono solo un'incertezza, a me chi cazzo è che mi difende da sta lunghezza? Volevo scendere più basso, ancora più basso, basso, mo che succede adesso? E mi dovrebbero riportare a pensare che al caso quando ci stanno a portare su ogni singolo